Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica La mia Padova. Oggi qui con noi Paola, studentessa universitaria in strategie di comunicazione, che ci parlerà un po' della sua giornata tipo. Allora Paola, raccontaci un po' di te, di dove sei? Abiti qui a Padova oppure fai vita da pendolare? No, io non sono di Padova, abito a Montagnana, che è un paese a 50 km da qua, quindi vengo in treno, sono pendolare. La vita del pendolare spesso porta con sé molti disagi. Toglimi una curiosità, che ora ti svegli al mattino? Vieni qui in treno, vero? Sì, vengo qui in treno e ti dico che mi sveglio sempre molto presto, anche perché con Trenitalia ci sono sempre ritardi, i treni sono pochi, se ho lezione alle 8:30 devo svegliarmi alle 6, per non parlare di quando c'è qualche esame, per cui io sono costretta a dormire qua o devo svegliarmi ancora prima. E beh, immagino che sia anche molto faticoso. Infatti uno dei problemi maggiori che hanno gli studenti universitari è quello di riuscire a incastrare orari dei treni, orari delle lezioni, pause immense di ore e ore. Tu come fai? Beh, quando ho una pausa tra una lezione e l'altra cerco di andare in aula studio, mentre a mezzogiorno, bene o male, vado sempre in mensa, anche perché è il modo più economico per mangiare qua a Padova. Anzi, ti dico che vista l'ora io stavo giusto andando. Possiamo accompagnarti? Certo. Eccoci qui davanti alla Messa San Francesco, che è una delle messe più frequentate dagli universitari di Padova. Paola, vieni qui spesso? Guarda, io vengo qui praticamente sempre perché è quella più vicina alla mia facoltà e poi perché si mangia bene. C'è sempre un po' di colonna però, ma qui all'università sai com'è, c'è colonna per tutto, uffici, segreteria e anche per la mensa. Adesso ti lasciamo pure andare a mangiare. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi. Buon appetito. Grazie. Grazie anche a voi per averci seguito. Arrivederci alla prossima puntata. Oggi qui con noi Paola, studentessa in strategia di comunicazione, che ci... Sei uno stronzo, no? Scusa. Waste your time. I wanna see what you've been hiding and the lie you call a lie. You sit alone in your empty apartment with the phone that isn't ringing. A me sta prendendo un crampo qua. Ti ringraziamo di essere stata con noi e adesso ti lasciamo andare a mangiare. Grazie mille, grazie a te, grazie a voi, arrivederci alla prossima puntata. È una merda questa. Bene, siamo davanti alla Messa San Francesco, che è una delle più frequentate dagli universitari di Padova. Bene, siamo davanti alla Messa San Francesco, che è una delle più frequentate dagli universitari di Padova. Bene, siamo davanti alla Messa San Francesco, che è una delle più frequentate dagli universitari di Padova.